Si chiudono oggi alle 15 i seggi elettorali, poi lo spoglio. Ieri sera alle 23 hanno votato il 46,01% degli aventi diritto, in provincia il 44,85%. Strage di Capaci e Schifani partecipa alle manifestazioni in memoria. La CGIL di Agrigento ricorda il giudice Falcone e le vittime di mafia. Il reparto di oncologia dell'ospedale di Agrigento è suo primario il dottor Antonio Savarino. I carabinieri della tenenza di Ribera salvano un anziano in pericolo. Lite a Porta di Ponte per futili motivi tra immigrati. Ubriaco si scaglia Licata contro le volanti della polizia. In occasione della giornata internazionale dei minori scomparsi, la Polizia di Stato allestirà un gazebo informativo al centro commerciale. Per i play-off il Camarat perde lo scontro di andata con il Trebisace e l'Akragas sfiderà il Valderice. A tutti bentrovati dalla redazione di TV Notizie. In apertura parliamo delle elezioni. Hanno riaperto alle 7 di stamane i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative nei 71 comuni siciliani interessati al voto. Ad Agrigento alle ore 23 di domenica 24 maggio avevano votato 23.586 sui 51.266 aventi diritto. L'affluenza è stata del 46,01% con una differenza del meno 0,5% rispetto alle scorse votazioni. Alle 15 i seggi chiuderanno e si procederà allo spoglio delle schede. Intanto code e proteste si sono registrate all'ufficio elettorale della città, al quale tanti cittadini si sono rivolti dopo aver appreso all'ultimo minuto che era stata variata loro la sezione presso la quale dovevano votare. Ci sono stati momenti di vero e proprio caos, con elettori che hanno abbandonato la fila dicendo che non avrebbero votato data la disorganizzazione. Hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative nei 71 comuni siciliani interessati al voto, in 54 dei quali sindaci e consiglieri saranno eletti con il sistema maggioritario. Negli altri 17, nei centri con più di 15.000 abitanti, si voterà con il proporzionale. L'elettore potrà esprimere una o due preferenze per il Consiglio comunale. Se le preferenze sono due, devono riguardare candidati di generi diversi, altrimenti la seconda viene annullata. Si voterà fino alle ore 15 e subito dopo il via allo spoglio. Ad Agrigento alle ore 23 di domenica hanno votato 23.586 sui 51.266 aventi diritto. L'affluenza è stata del 46,01 con una differenza negativa meno 0,5% rispetto alle scorse votazioni. A Camastra sono andate ai seggi 1.114 su 2.727 aventi diritto, pari al 45,85, netto calo del 4,30% dei partecipanti al voto. A Cammarata, su 5.347 aventi diritto, sono andati al voto in 3.256, pari al 60,89%, con un aumento del 2,55% di elettori attivi. A Casteltermini hanno votato 4.068 persone su 12.201. L'affluenza è stata del 33,34, con un aumento di votanti pari allo 0,19%. A Raffadali hanno votato 5.614 raffadalesi sui 13.744 aventi diritto, pari al 45,40%, votanti in calo del 4,52%. A Ribera hanno espresso la preferenza
9.258 riberesi sui 19.924 elettori, ossia il 46,46%, con un più 1,62 rispetto alla volta scorsa. A Sambuca di Sicilia sono andati a votare 3.044 cittadini sui 5.532 aventi diritto, pari al 55,02, meno 0,49% dei votanti. A Siculiana alle urne si sono recati 2.309 siculianesi sui 6.130 aventi diritto, pari al 37,66%, con una percentuale negativa del 4,31% paragonati alle elezioni precedenti. A Villafranca Siclo hanno votato 790 persone, dei 1.391 aventi diritto, pari al 56,79%, il dato con la più scarsa partecipazione alle urne in provincia, raffrontato alle precedenti, è di meno 12,19%. Ricordiamo che il dato ultimo ufficiale fornito dalla Regione Siciliana e alle ore 23 di ieri sera. L'ulteriore aggiornamento sarà fornito alla chiusura dei seggi, che avverrà alle ore 15. Intanto, nella mattinata di ieri, i 4 candidati a sindaco di Agrigento, Dino Alonge, Giuseppe Di Rosa, Luigi Gentile e Michele Sodano, hanno votato. Alonge, Gentile e Sodano all'Istituto Anna Franca al Quadrivio Spinasanta, Di Rosa invece al Plesso Cassagnolo al campo sportivo. Si sono registrati parecchi disagi in alcuni seggi elettorali per via dei cambi di sezione che erano già stati fatti in occasione dello scorso referendum. Numerosi sono stati gli elettori agrigentini che hanno raggiunto l'ufficio elettorale di Piazza Gallo per il rinnovo o la richiesta del duplicato della tessera elettorale. E adesso parliamo della strage di Capaci. Schifani commemora le vittime partecipando a Palermo alla manifestazione per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, e ricordando le vittime Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Nel corso della mattinata Schifani ha visitato il Museo del Presente della Fondazione Falcone, dove sono in mostra anche le opere degli Uffizi che furono gravemente danneggiate dalla strage dei Georgofili a Firenze e oggi recuperate. Successivamente il presidente della regione ha raggiunto la caserma, dove ha deposto una corona sulla lapide dell'ufficio scorte in memoria delle vittime della strage di Capaci. Va combattuta, guai a abbassare la guardia, perché si può tramutare in vari rigagnoli, in varie tipologie di reato. E il dovere nostro, così come quello dei cittadini, è tutta unità della politica che non si deve dividere quando si combatte la mafia. Le leggi vanno fatte assieme. Nella mia esperienza politica ho assistito a leggi importantissime come la stabilizzazione del 41 bis, il conto del sequestro permanente, che sono state approvate dall'intero Parlamento, e questa è stata una vittoria dello Stato. Devo anche ringraziare le istituzioni che hanno saputo ribellarsi a quella atroce di vendetta. La moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina. Il Presidente della Repubblica mi ha promesso che l'anno 21 ci sarà e quindi lo aspettiamo qua. E anche la CGIL di Agrigento ha voluto ricordare il giudice Falcone e tutte le vittime di mafia. Grazie, benvenuto a tutti. Solitamente quando Caterina mi chiama per proporre qualche idea, ne ha tante, è difficile stargli dietro e quindi discutiamo, analizziamo, ci confrontiamo. Questa volta, quando mi ha detto cosa voleva realizzare, ho detto: vai avanti, dimmi cosa serve, facciamola. Non ci sono stati momenti di riflessione, perché la nostra organizzazione, la lotta alla mafia, ne ha fatto un cavallo di battaglia. Abbiamo troppi morti ammazzati di sindacalisti nella nostra regione. E allora, in un momento, lo diceva anche il sindaco, ci sono momenti, e ormai stanno durando da troppi anni, dove nessuno parla più della presenza della mafia. Mi ricordo quando qualcuno addirittura negava la presenza della mafia,
Allora si sta tornando indietro, probabilmente cercando di scaricare tutto il lavoro da fare alle forze dell'ordine e della magistratura, che nonostante il tanto impegno e le vittime che contiamo anche tra loro non ce la possono fare da soli, non ci riescono, non possono per natura. E allora è un obbligo morale di tutti i cittadini, di tutte le associazioni, di tutte le forze politiche, di tutte le istituzioni, sorreggere quel lavoro di quei magistrati e di quelle forze dell'ordine, se no siamo complici perché li mandiamo allo sbaraglio contro quella mafia. Guardate, dicevo che per noi è una regola precisa. Tutti i processi di mafia in provincia di Agrigento negli ultimi anni, che sono 5, contro la mafia di Canicattì, la mafia di Licata, la mafia della Montagna, la mafia agrigentina, Messina Denaro, la CGIL si è costituita parte civile ed è stata già emessa la sentenza che ha riconosciuto il danno che a un'organizzazione come la nostra si fa. E naturalmente tutte quelle risorse saranno utilizzate tutte senza far scappare un centesimo per iniziative che ricordino il sacrificio di chi è morto per garantire la nostra libertà e per garantire ai giovani la memoria, per far camminare sulle loro gambe, diceva Falcone, il ricordo di quello che è stato. E allora siamo orgogliosi e grati anche di questa possibilità, grazie anche a tutti voi per questa iniziativa che non si ferma, perché già siamo proiettati al 19 luglio, che è un'altra triste data. Sono tante le triste date, iniziando dal 4 gennaio di ogni anno con il nostro accursio Miraglia Sciacca, per andare avanti in questa scia. Per cui lottiamo, non ne diceva il sindaco, non abbassiamo la guardia, perché molti speculano sul bisogno della gente. La grave crisi socio-economica serve a volte per alibi, per non occuparsi e girarsi dall'altro lato della presenza invadente della mafia. E questo è un altro distretto, questo territorio, che paga costi altissimi alle attività produttive, alla libertà di imprese. La CGIL non si gira dall'altro lato, la CGIL c'è e ci sarà sempre. Grazie. Bravo. E nell'ambito delle manifestazioni svoltesi nel corso della giornata della legalità, l'intervento dell'onorevole Craccolici, presidente della Commissione regionale antimafia, nel quale dichiara: la mafia rialza la testa e lancia una sfida. Il 23 maggio è una giornata di impegno civile di tanti ragazzi e ragazze, di tanti cittadini che ricordano 34 anni fa. Ma abbiamo il dovere di lanciare un messaggio di unità del fronte antimafia, anche perché oggi più di ieri la mafia torna a rialzare la testa, spara nei nostri quartieri, intimidisce imprenditori e lo fa con spavalderia senza nascondersi. Io credo che tutti noi abbiamo il dovere di tenere alta la vigilanza e chiamare tutte le istituzioni a fare fino in fondo il proprio dovere e non sottovalutare quello che sta avvenendo a Palermo e in giro per la Sicilia. Il reparto di oncologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ha il suo primario. Si tratta del dottor Antonio Savarino. L'incarico è stato formalmente deliberato lo scorso 19 maggio con un provvedimento firmato dal direttore generale dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Crapodieci. A coniugare competenze tecniche, scientifiche e professionali del personale, si legge nella determina, con quelle di carattere organizzativo e gestione strategica delle risorse assegnate per il perseguimento degli obiettivi. Questa è la motivazione riportata nel provvedimento di incarico al nuovo primario Savarino. In programma il prossimo 30 maggio presso il Teatro Pirandello di Agrigento la 7ª edizione del convegno Ars Notaria e la 2ª edizione del convegno tra gli ordini professionali chiamata Alle Arti.
Sono Claudia Cucciardo, Presidente del Consiglio Notarile dei Stretti Riuniti di Agrigento e Sciacca. Ho il piacere di invitarvi ad un evento collettivo aperto al pubblico che si terrà sabato 30 maggio 2026 presso il Teatro Pirandello di Agrigento. Si svolgerà il convegno Ars Notaria giunto alla 7ª edizione e la 2ª edizione del convegno interordinistico Chiamata alle Arti, che vede dialoganti in un'agora virtuale 6 ordini professionali, magistrati e accademici. Il convegno aprirà con una lezione magistralis dell'archistar Guendalina Salimei, attenta ai temi della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale. Ospite d'eccezione l'avvocato Antonio De Renzis. Presenze istituzionali di rilievo: la Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, Patrizia Sara Siciliano, 3 consiglieri nazionali, il vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, l'agrigentino Rino Lamendola, e il presidente di Federnotai. Il convegno si articola in 8 tavole rotonde, 4 nella sessione mattutina, 4 nella sessione pomeridiana. I temi sono di grande interesse. Vogliamo partecipare al dibattito collettivo con temi che verranno declinati in modo semplice, con un linguaggio adatto a tutti, anche ai non addetti ai lavori. Rinunzia alla proprietà e alla comproprietà, diritto di superficie su attualità, profili fiscali, patti prematrimoniali e per crisi, società semplici, bonus edilizi 2026, intelligenza artificiale, etica e legalità nei lavori pubblici, mediazione e controllo di legalità notarile, etica del professionista al tempo dei social, partenariato pubblico-privato come leva agli investimenti pubblici. Questa tavola rotonda è molto interessante a mio avviso, in particolare per la provincia di Agrigento, perché se fosse confermato l'inserimento dello scalo aeroportuale agrigentino nel Piano Nazionale Aeroporti Programmazione 2026-2035, è giusto che i professionisti sia dell'area tecnica che giuridica economica della provincia di Agrigento si preparino a supportare gli organi competenti nella realizzazione di questa strategica opera pubblica. Il convegno culmina con la firma del protocollo tra il Consiglio Notarile di Agrigento e Sciacca e gli ordini degli architetti e degli ingegneri. Avrà ad l'allegazione facoltativa, ma opportuna, agli atti notarili dell'attestazione di regolarità urbanistica catastale, che è opportuna quando si tratta di immobili con una storia urbanistico-edilizia particolarmente complicata. Tra le attività complementari e collaterali segnalo una molto significativa, che è il concorso e la sua premiazione, concorso nazionale Il Notaio Racconta, col patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato, che ringrazio nella persona del suo presidente per la sensibilità mostrata nei confronti di questo progetto. Un'altra attività importante è la performance a cura della Savatteri Produzioni, il risveglio degli Day Experience, ma la chicca ritengo sia l'escursione presso la Scala dei Turchi a Realmonte, che lascerà tutti senza fiato. Agrigento, con i suoi 2600 anni di storia, lascerà un ricordo indelebile nel cuore e nella mente di ognuno dei partecipanti a questo evento. Grazie e ci vediamo sabato 30 maggio 2026 presso il Teatro Pirandello a Agrigento. Anziano in pericolo salvato dai carabinieri, decisivo e tempestivo l'intervento della tenenza di Ribera. La prontezza dell'intervento, la capacità di valutare rapidamente la situazione di pericolo e il tempestivo ingresso all'interno dell'abitazione hanno consentito ai carabinieri della tenenza di Ribera di salvare un anziano che si trovava in condizioni di grave pericolo. È accaduto nella mattinata di sabato 23 maggio a Ribera, dove la centrale operativa dei carabinieri, allertata dalla telefonata di una cittadina, ha inviato immediatamente una pattuglia della locale tenenza in un'abitazione del centro abitato, dove era stata segnalata la presenza di un uomo anziano sul bordo di un balcone privo di ringhiera al secondo piano di una casa. Giunti sul posto, i militari hanno constatato la fondatezza della segnalazione e, compresa la gravità della stessa, sono entrati senza esitazione nello stabile, raggiungendo rapidamente l'appartamento interessato dopo aver forzato la porta d'ingresso. I carabinieri hanno individuato l'uomo a terra a pochissima distanza dal vuoto, riuscendo a bloccarlo e a metterlo in sicurezza prima che potesse compiere un gesto estremo.
L'anziano era in evidente stato confusionale, è stato quindi rassicurato dai militari e affidato alle cure del personale sanitario del 118, che nel frattempo è intervenuto sul posto. Dopo le prime cure lo ha trasportato in un'ambulanza presso l'ospedale di Sciacca. L'intervento dei carabinieri di Ribera ha evitato che la situazione potesse avere conseguenze drammatiche, confermando ancora una volta il ruolo dell'Arma quale presidio di prossimità, pronto a intervenire non solo nel contrasto ai reati, ma anche nelle situazioni di emergenza e di fragilità a tutela della vita e della sicurezza dei cittadini. E ancora a cronaca, una lite per motivi poco chiari è scoppiata mentre numerosi cittadini si stavano recando alle urne per votare. Botte da orbi ieri mattina nell'area di Porta di Ponte all'ingresso della via Atenea di Agrigento. A darsene di santa ragione 2 giovani immigrati. I 2 protagonisti si sono presi a calci, pugni, schiaffi davanti a turisti e passanti increduli. Durante il parapiglia uno dei 2 contendenti ha impugnato una bottiglia di vetro rotta raccolta da un cestino per i rifiuti, spingendo il rivale a reagire difendendosi con un morso al braccio. Entrambi hanno riportato traumi non gravi e sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario di un'ambulanza del 118. I poliziotti della sezione volanti della questura, intervenuti tempestivamente, hanno riportato la calma e proceduto alla identificazione dei 2 esagitati. Per quanto avvenuto si potrà procedere solo a seguito di eventuale querela di parte. E un ubriaco ha creato il caos e danni in una pizzeria nei pressi del corso Umberto del centro di Licata. All'arrivo degli agenti, la sezione volanti e dei carabinieri della radiomobile l'esagitato, un 46enne di nazionalità marocchina, è andato su tutte le furie. Prima ha minacciato gli uomini in divisa, poi ha danneggiato la vettura di servizio della polizia. L'immigrato è stato bloccato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato avanzate a suo carico sono minacce, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Un 23enne incensurato a Montallegro è stato iscritto nel registro degli indagati per ipotesi di reato di falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete false. Al giovane agrigentino viene contestato l'acquisto di 2 partite di soldi falsi attraverso una piattaforma di messaggistica istantanea. L'indagato, secondo l'accusa, avrebbe acquistato 5 banconote contraffatte dal taglio di 50 euro al prezzo di 97 euro. Poi altre 11 banconote sempre da 50 euro pagando 220 euro. Il giovane ha respinto le accuse sostenendo di essere stato vittima di una sottrazione del profilo. Il suo legale, l'avvocato Englima Modica, sta valutando l'ipotesi di avanzare richiesta di interrogatorio al pubblico ministero della Procura di Agrigento, titolare del fascicolo di inchiesta. E in occasione della giornata internazionale dei minori scomparsi del 25 maggio, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori attraverso attività investigative e campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità rivolte alle famiglie, ai giovani e al mondo della scuola. Per l'occasione, oggi pomeriggio la Polizia di Stato sarà presente all'interno del centro commerciale Città dei Templi di Agrigento, dove dalle 16 alle 19 sarà allestito uno spazio informativo dedicato. E a Santa Venerina, sabato 23 maggio, nella vigilia della solennità di Pentecoste, la diocesi di Acireale si è ritrovata unita in preghiera per la veglia diocesana, invocando il dono dello Spirito Santo. Sentiamo. Ma i grandi fatti che stanno accadendo sul piano appunto geopolitico mondiale ci dicono che ancora una volta è questo in gioco. Chi pensa di poter possedere e dominare tutto senza limiti, di farsi in qualche modo loro stessi legge per tutti, di seguire, come purtroppo qualcuno ha pure detto, mi pare,
di non seguire nient'altro che non quello che io penso, senza diritto e senza altro. Mi sento con voi assetato di verità, cioè di capire davvero, di avere discernimento, per essere costruttore di pace, operatore di pace, per esserlo io, per esserlo noi, le nostre comunità. Il Papa un anno fa, quando ci chiamò a noi vescovi italiani, ci disse: le parrocchie siano luoghi di costruzione della pace, della unità, della riconciliazione. E vediamo quanto oggi questo sia necessario, perché la nostra comunità possa intendere, comprendere e quindi essere operatrice di giustizia e di pace. Questo non può accadere se non nella fede della risurrezione, cioè di una morte che soltanto la sua grazia fa diventare vita, trasforma in vita. Si è conclusa a Caltanissetta l'esperienza Riusiamo, il progetto promosso dalla Croce Rossa e dall'Associazione 1 a 1 e dal Comune Nisseno nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Non semplici elettrodomestici inutilizzati, ma oggetti che possono tornare a vivere aiutando famiglie in difficoltà e contribuendo a costruire una comunità più sostenibile. Si è concluso il 22 maggio il Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS e anche a Caltanissetta il progetto Riusiamo ha coinvolto scuole, Croce Rossa Italiana, istituzioni e territorio in un'importante esperienza di solidarietà ambientale e sociale. Un progetto nato e ideato dalla 1 a 1 assieme a questi partner per sviluppare il concetto del riuso degli elettrodomestici, favorendo la concessione di questi elettrodomestici a famiglie disagiate del territorio. Questa attività in queste settimane ha portato ottimi risultati, soprattutto dal punto di vista della divulgazione, andando nelle scuole sia in forma diretta, quindi con dei nostri operatori che hanno spiegato il progetto ai bambini, sia attraverso una diffusione digitale e quindi con il risparmio di carta a tutti i bambini presenti, riuscendo a coinvolgere circa 6.000 famiglie del territorio. Un grandissimo risultato. Un lavoro di squadra che ha coinvolto studenti, famiglie, volontari e istituzioni, trasformando i temi dell'Agenda 2030 in un'esperienza concreta di educazione ambientale e attenzione verso gli altri. Supportiamo gli altri e nel frattempo creiamo un pianeta più sostenibile, mettendo in atto delle azioni di rispetto dell'ambiente, finalizzate al rispetto dell'ambiente. Non è un caso che il progetto Riusiamo si stia svolgendo in questo periodo che è, diciamo, il tempo dedicato alla sostenibilità. C'è il Festival della Sostenibilità nel mese di maggio che permette di focalizzare l'attenzione sul target previsto da Agenda 2030. Attraverso la rete della Croce Rossa Italiana gli elettrodomestici raccolti potranno essere destinati alle famiglie che ne hanno necessità, rafforzando una rete solidale sempre più presente sul territorio. Grazie a Croce Rossa Italiana, che fornirà gli elenchi delle famiglie che ne hanno necessità, che pubblicizzerà il servizio all'interno dei suoi sportelli di inclusione sociale, verranno consegnati poi alle famiglie bisognose. Un grandissimo lavoro di squadra, un grandissimo lavoro di equipe, ma soprattutto una forte diffusione del messaggio ambientale, del riciclo, del riuso, del rispetto dell'ambiente, del riutilizzo di quello che per noi non può essere più utilizzato, non vuole più essere utilizzato, ma che in realtà è ancora un ottimo strumento per tanti altri. Un piccolo gesto che diventa aiuto concreto, educazione ambientale e senso di comunità. Quindi la dimensione ecologica di questo progetto è di fondamentale importanza, come lo è quella umana e di attenzione all'altro. Ancora una volta quindi grazie a 1 a 1 per gli stimoli che ci porta annualmente. Il progetto Riusiamo è entrato nel nostro PTOF da quest'anno e io mi auguro che possa proseguire a lungo questa esperienza di collaborazione per crescere generazioni sensibili nei confronti dell'altro e nei confronti dell'ambiente. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Ad Alcara Lifusi torna Nebro di Gusto con le eccellenze agroalimentari del territorio. Da Messina ci riferiscono i colleghi. Si è conclusa con grande partecipazione e successo la 12ª edizione di Buongiorno Ceramica, la manifestazione nazionale diffusa che celebra l'arte della ceramica, coinvolgendo artigiani, artisti, musei, scuole e istituzioni culturali impegnati nella valorizzazione della tradizione ceramica italiana. Nel corso del weekend appena trascorso, Santo Stefano di Camastra ha vissuto giornate intense all'insegna dell'arte, della creatività e della cultura, proponendo un ricco calendario di appuntamenti che hanno avuto come protagonista assoluta la ceramica, simbolo identitario della città delle ceramiche. Si è partiti con le scuole, con gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Camastra che hanno invaso le principali vie del centro stefanese con dei laboratori artistici con la lavorazione dell'argilla. Tra i tanti appuntamenti anche un momento culturale con il supporto dell'archeologa Alessandra Romeo. La ceramica chiaramente è un lavoro basato proprio sulla forza fisica, quindi non è solo un discorso di produzione artistica. E analizzare, quindi fare questa conferenza partendo dal passato per far vedere come si è evoluto fino ai giorni nostri è un riscoperta delle nostre radici, ma anche uno sguardo verso il futuro. Molto apprezzata la suggestiva performance dello scultore palermitano Vincenzo Bonfante, che ha catturato l'attenzione del pubblico con una dimostrazione di tecnica raku. Diciamo che nasce con dei tratti molto legati alla filosofia zen, quindi molto meditativa, però a livello tecnico è molto particolare perché ha un approccio diretto con la fiamma, infatti c'è questa estrazione dei pezzi che avviene proprio a 920 gradi, quindi proprio si vedono questi pezzi incandescenti estratti al forno e poi estratti all'aria, non si rompono. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore Alessandra Moroso per la buona riuscita dell'iniziativa. Iniziata proprio venerdì 22 con tutte le scuole presenti sul corso Vittorio Emanuele, sulla via Umberto, su piazza Matteotti, con tantissimi bambini, oltre 400 bambini e ragazzini delle scuole infanzia, primaria e medie. E adesso lo sport. Per la giornata dei playoff il Camarat perde l'andata con il Trebisacce, mentre l'Acragas sfiderà il Valderice. C'è Carmelo Lentini che ci racconta tutto. Il Trebisacce di mister Malucchi si aggiudica la semifinale di andata dei playoff di eccellenza contro il Camarat con il risultato di 2-0 e tutte le reti nel primo tempo. Calabria subito in vantaggio al quarto su calcio di rigore con Leonori e quindi il raddoppio al 13° con Lamberti. Non sono mancate le occasioni per il Camarat, che ha recriminato anche per un penalty non assegnato dall'arbitro. Adesso tutto si deciderà nella gara di ritorno sul campo del Camarat. La gara si è giocata allo stadio Amerise di Trebisacce. Intanto sarà il Valderice del tecnico Ignazio Chianetta a sfidare nella finalissima playoff l'Acragas di Sebi Catania. La compagine trapanese ha infatti superato con un secco 3-1 l'Ordantina, che si era portata quest'ultima in vantaggio con Praticò. Poi sono arrivate le reti di Bargi, Iraci e Diop, che hanno regalato la finalissima contro l'Acragas, sfida che si giocherà sabato prossimo 30 maggio su un campo ancora da decidere. Valderice Ordantina invece si è giocata sul neutro Biagio Conte di Marineo. E termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che la nostra informazione potete seguirla sul canale 93 con il telegiornale alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino, poi sul 268 delle Smart TV in tutta Italia e naturalmente sui nostri canali social e sul canale YouTube. A tutti grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.